Grazie, Assessore. Grazie a lei Direttore, buongiorno a tutti. Ringrazio ovviamente la Camera di Commercio per l'ospitalità e Confindustria per aver voluto assieme alla Regione Veneto questo momento di incontro, e condivido anch'io, Direttore, non deve essere un convegno. E proprio per essere molto operativi, io vi dico due cose che io reputo fondamentali per il tema che stiamo trattando oggi. Allora, voi sapete che Venezia è stata definita, è stata riconosciuta come area di crisi industriale complessa, e questo è un appuntamento che noi aspettavamo da tempo. Avevamo iniziato l'iter molto tempo fa, c'erano stati dei problemi nel riconoscimento all'inizio, poi alla fine finalmente abbiamo avuto questo riconoscimento, che è importante non solo perché definisce strutturalmente un'area, ma diventa importante perché attira l'attenzione intanto del sistema, del governo su quest'area, che è un'area straordinaria, che è un'area di opportunità, che è un'area che non ha eguali al mondo per infrastrutturazione logistica, che è un'area che non ha uguali al mondo solamente per il fatto che se uno apre un'azienda qui ha la possibilità di portare il suo cliente a bere il caffè in piazza San Marco, cosa che non può fare nessun altro imprenditore in nessun'altra parte del mondo. Allora, questo riconoscimento è stato fortemente voluto dalla Regione e ci consente oggi di fare un accordo con il Mise. Ho visto poi che avrete in videoconferenza anche un contatto proprio con il Mise su questo tema. Ci consente di fare un accordo con il Mise e attrarre in quest'area delle risorse importanti per le nostre imprese. Condizio sine qua è che anche la Regione faccia la propria parte in termini di investimenti. E il modello che abbiamo deciso di attuare è quello di mettere una premialità sui fondi POR-FESR, in modo tale che le aziende che decidono di fare investimenti, di creare start-up, di fare aggregazione di impresa in quest'area, abbiano una corsia preferenziale nell'accesso dei fondi. Questo consente di chiudere un accordo con il Ministero e quindi far arrivare qui per le nostre imprese risorse davvero molto importanti. Tra l'altro, sulla visione complessiva di quest'area e sull'importanza che deve e dovrà avere quest'area c'è un dialogo serrato e continuo che è iniziato da subito, devo dire, con il sindaco di Venezia, che essendo persona molto pratica, che ama poco la filosofia, come sottoscritto, ci siamo chiesti da subito che cosa potremmo fare per innescare elementi di positività a catena per sbloccare una sonnolenza che negli anni si era creata in quest'area. C'è poi il tema, quello ambientale, che è stato e non dovrà più essere un problema, e per quanto riguarda i marginamenti di competenza della Regione che riguardano Alcoa ed Enel, noi entro ottobre saremo in grado di presentare i progetti e quindi arrivare anche alla definizione di quelli. C'è un importante patto per Venezia che è stato siglato con il governo e con il comune di Venezia, patto importantissimo. Adesso io mi auguro, lo dico in maniera provocatoria, che oltre al patto arrivino anche i SCAPE, perché quelli poi servono per chiudere i marginamenti e quindi rendere quest'area straordinaria anche sicura. Noi ce la mettiamo tutta su questo progetto e fate bene a fare questo tipo di incontri, perché comunque serve stimolare continuamente, non solo per far muovere chi magari un po' ha dormito, ma perché abbiamo bisogno anche di idee nuove, continue, per poter immaginare Porto Marghera e quest'area come l'area più importante non solo del Veneto, ma una delle più importanti in Europa. Vi auguro davvero buon lavoro a tutti e la ringrazio, Direttore, per la sua presenza.